benvenuto ai nostri amici da casa, un benvenuto alla nostra Bianca Rosa della Parona de Casa della Montanella ad Arquà Petrarca, e questa sera il nostro matrimonio, lo sposalizio dei piatti della tradizione con il vino Durello nega porta a un piatto, diciamo, un po' diverso rispetto al solito. Sì, eravamo abituati ai primi piatti, che ne so, ai gnocchi, ai tagliatelle. No. Oggi invece cosa è che hai deciso di fare? Oggi ho deciso di fare perché ho trovato dei porcini locali. Ho trovato esposo Durello, mega portà del tartufo nero dei Monti Lessini, e mi ho pensato di fare una zuppa di porcini in crosta, mettendo che dentro anche il tartufo nero dei Lessini. Un piatto buonissimo che assolutamente adesso spieghiamo ai nostri amici da casa come va preparato. Certamente. E ora, prima di tutto faccio il brodo, sempre alla solita maniera: sedano, carota, cipolla, acqua, un po' di sale e questa è a base. Prendo i porcini, i taglio, i metto in teglia a cucinarsi con aglio e prezzemolo, un po' di olio, un po' di sale e gli cotti. Adesso comincio a fare a mezzuppa. Prendo un po' di burro e lo sciolgo bene 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 sul fornello, che metto un cucchiaio 2 di farina, faccio come una cremetta veloce per amalgamare, e subito comincio a sontare il brodo. Che sonto il brodo, che sonto i miei porcini precotti, e mi viene fuori una zuppa un po' densa, l'aggiusto de sale e aggiusto de prezzemolo. Alla fine, quando che mi metto dentro sue mezzupierine, che grato il tartufo, questo qua. Senti che profumo, che ga? Sto profumo qua del tartufo nero. Le nero come il territorio. No, come... perché io ho un naso talmente grande che lo sentiva già dal... Ecco. E che ho grato dentro e gli dà quel tocco di territorialità proprio diverso. Adesso dopo la zuppierina, per renderla per la festa, a me pare una eruzione che ne so, sopra alla mezzupierina, che prendo della pasta sfoglia, tiro con un coltello che faccio un cerchio, che metto sopra alla mia zuppierina, sopra che metto un poco di rosso d'uovo sbattuto, lo metto in forno a 200 gradi per 12-15 minuti. E vi fuori praticamente. E al forno, e la pasta sfoglia al forno cresce e ottengo. Se tipo un mangia e bevi, insomma. Se presenti in toia si presenta in tavola così, uno toglie, proviamo a togliere proviamo a togliere la crosta, ecco qua. E questa è la sorpresa. E qua dentro c'è la zuppa che adesso vi mostriamo. Assolutamente a 3000 gradi Fahrenheit, come se i Monti Lessini, che era di origine vulcanica. Certo, però femo anche una bella figura. Giorgio, a questo punto bisogna sposare col Durello che abbiamo detto. La zuppa, in questo caso la sfoglia che c'è sopra, si mette dentro e si mangia insieme con la zuppa. Quindi serve come da crostini, insomma. Ecco, in questo caso noi abbiamo messo questa volta un Durello, scommetto. un Durello. Assolutamente. Un Durello fermo, tranquillo. Allora, io ricordo dei Durelli di qualche anno fa, mi riferisco addirittura a 20 anni fa, quando erano grezzi e non gentili, meno nobili. Adesso il Durello è diventato nobile, è diventato gentile. Tanto è vero che non è più aggressivo come era prima, ma adesso invece è un vino veramente piacevole. È un po' la storia anche dell'uomo. La storia del matrimonio. Che all'inizio sei Durello, aggressivo, perché diventa tranquillo. Grazie soprattutto. Soprattutto non fermo, perché fermo... Ogni riferimento verso le cose è puramente casuale. Però forse vuoi dire che riprende anche con i profumi del tartufo. Del nostro tartufo. Sono prodotti del territorio, quindi vino del territorio, prodotti del territorio, cucina del territorio, siamo sicuramente allo sposalizio c'è. Il fatto, dicevo, che questo è diventato più morbido anche perché la produzione non è più eccessiva come era una volta, che c'era tanta produzione e poca qualità. Adesso naturalmente hanno capito che bisogna ridurre la quantità di produzione in vigna per ottenere poi un prodotto di qualità, e adesso ci siamo veramente.
Benissimo. Allora mi diria di celebrare questo sposalizio con un bel brindisi, come che dice quei del Durello, tutto un altro bere. Invece qua sui colli continuiamo a dire, io non ho mai capito sta roba qua, non so buono di capirla. Chi che lavora magna, e chi che non lavora magna e beve.